È stato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale e consigliere regionale del Veneto. Presidente, quali sono i tempi allora in cui presenterà la Giunta? Oramai siamo alle battute finali, qualcuno dice che è già tutto deciso. Ma nelle prossime ore la presenteremo, faremo scelte di qualità che tengano conto della territorialità, ma anche e soprattutto della qualità amministrativa dei componenti della Giunta. Appena il tempo di registrarsi a Palazzo Ferrofini e il conto alla rovescia per il varo della nuova Giunta regionale del Veneto è già agli sgoccioli. Nonostante il successo alle urne, però, in questa legislatura la Lega deve fare i conti con la crescita di Fratelli d'Italia, che si aspetta un peso maggiore anche in Giunta. Penso che il Presidente Stefani abbia già pronto tutto. E siete soddisfatti di come ha deciso? Noi siamo soddisfatti nel momento in cui riusciamo a dare le risposte ai cittadini, quindi le persone che sono lì attive per lavorare a servizio dei veneti, per noi sono le cose che ci danno più soddisfazione. Quindi 5 assessorati. Sul numero io non entro nel merito, nel senso che è una trattativa che fanno i coordinatori regionali, però poco importa, l'importante è appunto che gli assessori siano persone competenti, preparate e a disposizione dei cittadini. Pur con la prudenza del caso, nel partito si respira ottimismo. Avremo un peso diverso rispetto al passato, anche in aula, il raddoppio dei consiglieri regionali è molto importante, quindi Fratelli d'Italia sarà ben rappresentata. Ci aspettiamo, ma mi sembra che le carte ormai siano già messe sul tavolo, di avere i 5 assessorati come era il preaccordo elettorale, di avere gli assessorati che avevamo richiesto, quindi deleghe anche di peso. Il Presidente del Consiglio è Sì. nella prima fila. Fratelli d'Italia ha quasi raddoppiato gli eletti rispetto al 2020, ma a parte Luca Spavanetto, il gruppo è composto da esordienti, tutti già amministratori locali. Dispiacerà un po' rassegnare le dimissioni dal ruolo che oggi mi vede impegnata nella città di Venezia come assessore, anche se a fine mandato, ma sono certa e consapevole che questo nuovo incarico mi permetterà di fare ancora di più e ancora meglio proprio per la mia città. E noi ci teniamo, soprattutto noi veronesi, a rappresentare la nostra città, la nostra provincia, per portarla al livello che merita. È stata un pochino trascurata, dice. Un pochino sì, ma c'è sempre tempo per migliorare. Sempre nell'area della maggioranza, dopo 10 anni torna in consiglio l'UDC. Daremo il nostro contributo, difficilmente credo in giunta, ma attraverso l'impegno delle commissioni, attraverso la concretezza di chi ha amministrato nel territorio. Alessio Morosini era stato consigliere regionale tra il 95 e il 2000, torna con la bandiera di Liga Veneta Repubblica e le idee chiare. A partire dall'autonomia differenziata e comunque per alzare l'asticella nelle trattative con lo Stato, mettendo sul campo altre idee di cui vi darò notizia più avanti, perché questo è anche il segreto di chi lavora nella politica.